La guerra dei dazi tra USA ed Europa preoccupa i viticoltori veneti e padovani. L'aumento delle tasse doganali per i prodotti vitivinicoli europei da parte dell'amministrazione Trump rischia di danneggiare molto il comparto. In Veneto l'export di vino verso gli Stati Uniti vale oltre 2,8 miliardi di euro e sono 7,7 i milioni di ettolitri esportati. Negli ultimi 10 anni il valore è raddoppiato. Oggi stiamo vivendo quella che è una vera e propria guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Abbiamo visto di recente, letto, le comunicazioni del Presidente Trump che intenderebbe adottare dei dazi sul vino importato negli Stati Uniti pari al 200%. Questo per l'Italia e per la regione Veneto, soprattutto una regione fortemente vocata all'export, dove il primo mercato principale di riferimento è quello degli Stati Uniti, pensate che vale circa 2,2 miliardi di euro, creerebbe un danno economico ingente. Per i produttori padovani l'export di vino verso gli USA vale circa un quarto del vino venduto all'estero, per un totale di oltre 40 milioni di euro. La parte del leone la fa il Prosecco, che negli ultimi 10 anni ha visto una progressione di vendita del 330%. Auspichiamo che ci sia la volontà da parte dell'Europa e degli Stati Uniti di sedersi attorno a un tavolo per trovare una soluzione concreta. Abbiamo una filiera importantissima, abbiamo dei produttori e dei prodotti soprattutto che ci vengono riconosciuti in tutto il mondo e abbiamo l'obbligo di poter dare una continuità alle nostre aziende e alle nostre imprese che ben stanno facendo.